L'allarme degli avvocati penalisti trevigiani contro la riforma della giustizia che porterebbe alla cancellazione della prescrizione, così avvertono i processi non finiranno più anche per le vittime. Ladri in un'abitazione di Breda di Piave, allarme disinnescato e stanze sottosopra. I residenti della zona chiedono più protezione, viviamo rinchiusi in casa, immersi nella paura. Almeno 20 colpi tra furti e rapine commessi in numerose province del Veneto. I carabinieri di Bassano bloccano 2 banditi seriali. Omicidio di Cison, la procura chiede l'ergastolo per Sergio Papa, accusato di avere massacrato i coniugi Nicolasi. La difesa si prepara per la prossima udienza, l'ipotesi accusatoria dice non regge. Quasi 500 auto intestate ad un solo uomo, un commerciante di vetture. I carabinieri di Treviso scoprono una truffa legata allo spaccio di droga. Vincoli del Ministero dei Beni Culturali sull'area alpina tra il Comelito e la Val d'Ansiei. Notifica del decreto ai sindaci, la regione sul piede di guerra. Zaia, ricorreremo in ogni sede opportuna. Con l'inaugurazione della loggia incantata sono ufficialmente partite le manifestazioni del Natale trevigiano, con un allestimento tra arte e design. La loggia dei Cavalieri è tornata da stasera a splendere con una suggestiva scenografia. Ben ritrovati con il telegiornale di Treviso. In primo piano l'allarme degli avvocati penalisti in protesta da giorni contro la riforma della giustizia che porterebbe alla cancellazione della prescrizione. Così avvertono gli avvocati, i processi non finiranno più anche per le vittime. Come va lì a Roma? Continua la nostra maratona oratoria, chissà che si cancelli questa riforma sciagurata. L'avvocato Federico Vianelli al telefono con i colleghi penalisti in piazza Cavour davanti alla Corte di Cassazione a Roma, mentre si alternano con la maratona oratoria. L'arte dell'eloquenza dalle aule dei tribunali si esibisce ora di fronte al palazzaccio contro la riforma della prescrizione e sui danni che la modifica potrà creare entrando in vigore dal prossimo gennaio. Avvocati sul piede di guerra che dal 2 dicembre ad oggi hanno inoltre deciso di astenersi anche dalle udienze in tribunale. Contrari alla riforma, sostengono, perché la prescrizione in Italia è uno strumento necessario proprio per difendere gli imputati dall'eccessiva lunghezza dei processi e delle indagini. La prescrizione, che è un istituto di civiltà che risale prima ancora del tempo dei Romani, assicura una certezza del diritto, una certezza dei tempi del processo. Una persona non può rimanere in balia dello Stato, della pretesa punitiva dello Stato per tutta la vita. Mette, salvo per i fatti più gravi naturalmente, mette uno stop. Senza questo stop non ci sarà più nessuna propulsione, nessuna spinta propulsiva, nessuno stimolo ad arrivare ad assicurare giustizia in tempi ragionevolmente brevi. L'obiezione più forte è che la prescrizione verrebbe annullata anche per gli imputati che venissero assolti in primo grado, mettendoli a rischio poi di attendere anni prima di un giudizio definitivo senza poter neanche contare sulla prescrizione. Per gli avvocati si rischia in questo modo un processo senza fine, dove a rimetterci saranno non solo gli imputati ma anche le persone offese, i danneggiati, tutti i protagonisti del processo del quale si saprà forse l'inizio ma non la fine. Cambierà molto e in peggio. Il processo penale in sé rappresenta una pena e il cittadino che si trova sottoposto alle tenaglie del processo penale si troverà sottoposto a una pena sine die a questo punto, cioè senza termine. E quindi chi ha subito un torto, chi ha subito un danno non avrà una pronuncia a suo favore, chi ha subito chi chiede un risarcimento del danno non lo conseguirà effettivamente. Ancora furti in abitazione, questa volta a Pero di Breda di Piave, zona isolata. I residenti sono molto preoccupati, viviamo chiusi in casa, dicono. Vediamo. Il mio marito adesso passa per qua e vede che c'è scuro e viene, prova. Parlano da lontano, preferiscono non farsi intervistare. Giuliana di via Vittoria, a Pero di Breda di Piave, sono ancora scioccati per essersi ritrovati la casa sottosopra. Ultima incursione in zona dei ladri. Il colpo nel pomeriggio, approfittando della breve assenza della padrona di casa, allarme disinnescato, bottino un computer, tanti danni agli infissi. Zona di campagna piuttosto isolata, la gente vive sul chi va là, come conferma la residente di una casa poco più avanti. Abbiamo paura perché noi ci sentiamo non protetti dalla legge, perché se per caso qualcuno viene dentro e poi il giorno dopo è ancora libero anche se li prende, cosa facciamo noi?
Come siamo costretti a vivere nella paura, perché siamo veramente impauriti. Occorrono leggi severe, dice, occorre che sia la politica a muoversi. Noi cittadini dobbiamo metterci noi a fare le ronde, anche se i vigili, le guardie, i carabinieri passano, per carità. Però noi siamo costretti a fare le ronde, noi viviamo a casa nostra chiusi. Per ogni rumore che sentiamo siamo in allarme. Io ho portato fuori le chiavi perché chissà se intanto che sto parlando qualcuno mi entra dal dietro della casa. Non ci fidiamo più di nessuno. C'è paura, continua questo pensionato, bisogna fare qualcosa. Deve smetterla insomma di incentivare i ladri, perché sotto vedi che i ladri hanno sempre ragione, insomma, ma non è possibile che uno io zappa, io muoia 20 volte e insomma è sempre quello, è come avere una zanzara che ti appari via dalla camera, va al bagno, ma prima o poi ti becca. E proprio per la prevenzione dei furti la Questura ha potenziato i controlli con l'ausilio degli uomini del reparto prevenzione crimine di Padova. Noi dobbiamo arrivare, quando è possibile, qua a Treviso ci stiamo arrivando, a prevenire il reato, perché quando il reato è stato consumato, purtroppo il cittadino comunque il danno l'ha subito, per il cittadino ormai è tardi. Quindi noi dobbiamo intervenire preventivamente. E proprio per la prevenzione dei reati proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Questura di Treviso con la partecipazione del reparto prevenzione crimine. Nell'ultima settimana le attività si sono concentrate nelle aree dei comuni di Treviso, Villorba, Silea e Conegliano. 600 le persone controllate, 2800 i veicoli, un marocchino è stato arrestato per furto, 6 i denunciati. Noi vogliamo rafforzare il controllo del territorio qua a Treviso, anche con queste operazioni dove abbiamo anche 30 persone che fanno solamente questo per diverse ore al giorno. Un modello, prosegue il questore, che sta portando risultati positivi a Treviso, dove sono stati sventati diversi furti e che si vuole ora esportare nel resto della provincia. Stiamo cercando di lavorare da questo punto di vista anche in altre zone del territorio provinciale dove prima non c'era questo tipo di, non c'era questa presenza così assidua della Polizia di Stato. Avevano colpito anche a Fonte i 2 uomini residenti nel Vicentino posti agli arresti domiciliari perché accusati di una ventina di colpi tra furti e rapine messi a segno tra le province di Treviso, Venezia e Padova. I provvedimenti sono stati eseguiti martedì scorso dai carabinieri della sezione operativa di Bassano del Grappa. I 2, che agivano utilizzando una moto di grossa cilindrata, arrivavano a fare anche 3 o 4 furti di fila, spostandosi rapidamente da un negozio a un'abitazione senza soluzione di continuità. Preferivano agire attorno a mezzogiorno e nel corso degli ultimi mesi hanno messo assieme un bottino considerevole. Alle volte alla fine sono stati incastrati grazie ai filmati di videosorveglianza di molte telecamere che li hanno ripresi da testimonianze e dalle attività investigative. Duplice omicidio di Rolle dei coniugi Nicolasi, la procura di Treviso ha chiesto l'ergastolo per Sergio Papa. Sergio Papa ha ucciso Loris e Anna Maria Nicolasi con una condotta malvagia. A dirlo dopo 7 lunghe ore di requisitoria il pubblico ministero Davide Romanelli nei confronti del 35enne di Refrontolo, accusato del duplice omicidio dei coniugi Nicolasi, trucidati la mattina del 1 marzo del 2018 nel giardino della loro casa di Rolle. Un'aggressione particolarmente violenta, per questo è stato chiesto l'ergastolo con isolamento diurno. Un duplice omicidio aggravato dalla crudeltà, dal fatto che le 2 vittime erano 2 anziani che vivevano in un luogo isolato e dai futili motivi. Per l'avvocato Alessandra Nava, che il prossimo 12 novembre sta preparando la requisitoria, ci sarà modo per chiarire in aula la posizione del suo assistito. L'ipotesi accusatoria non regge, si fonda soltanto su delle presunzioni, su delle supposizioni, su fatti che non sono dimostrati, su condizionamenti e le scarsissime prove rappresentate dalla prova scientifica che è il DNA e che ha rappresentato e rappresenterà uno dei punti principali
della nostra discussione e poi credo anche della sentenza, non è di per sé assolutamente da sola sufficiente a fondare una responsabilità così grave. Ancora cronaca, quasi 500 auto intestate ad un solo uomo, un commerciante di vetture. I carabinieri hanno scoperto una truffa legata allo spaccio di droga. Quelle auto non le usava, le cedeva ai suoi connazionali e non per tranquilli giri in città o in campagna, ma per consentire gli spostamenti durante lo spaccio di droga. Tante auto, tantissime, 494 vetture intestate a un solo uomo, un 41enne nigeriano residente nel Rodigino. Professione, guarda caso, commerciante di auto. Di quelle quasi 500 macchine, 107 erano ancora in circolazione e per di più nel corso del tempo sono rimaste coinvolte in 76 incidenti, anche se solo 27 di essi risultavano coperti da assicurazione. Dopo una complessa indagine, i carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso hanno individuato in città e denunciato il 41enne che faceva usare le auto che poi commetteva svariati reati, soprattutto legati alla droga. Per l'uomo l'accusa di falsità ideologica e truffa in concorso, cui vanno ad aggiungersi 93 multe per le irregolarità sulla strada, pari a 50.000 euro. Stop al master plan dell'aeroporto Canova. Il comitato Aeroporto annuncia per domani una conferenza stampa a cui parteciperà anche il pentastellato Girotto. Intanto Lega e PD continuano a scontrarsi sul futuro dello scalo. Il sindaco Conte da una parte, che stila una lista dei danni milionaria, dall'altra il comitato No Aeroporto che si prepara a sparare nuove bordate, forte anche della presenza, all'incontro programmato per domani, del portavoce in Senato del Movimento 5 Stelle Gianni Girotto, rappresentante del partito contro cui puntano il dito il governatore Zaia e la Lega dopo lo stop imposto dal ministro per l'ambiente Costa al master plan da 54 milioni di euro dell'aeroporto Canova. Girotto parla senza mezzi termini di irregolarità da sanare. Secondo noi ci sono delle situazioni decisamente poco chiare e quindi è giusto che il Ministero dell'Ambiente voglia vederci chiaro, dando l'incarico di rivedere la situazione alla nuova commissione VIA. 150 milioni di euro, secondo Conte, i danni causati dal rinvio alla commissione VIA del master plan che di fatto ricomincia l'iter da zero, e la Lega fa quadrato. Siamo veramente all'assurdo, cioè non solo non avere proposte, ma anche cercare di bloccare quelle che già ci sono, che consentirebbero di avere fra virgolette un maggior sviluppo sui nostri territori che, date le Olimpiadi e dato anche il grande successo portato a casa dal governatore Zaia sia per l'una che per il patrimonio UNESCO, hanno necessità poi di avere collegamenti e infrastrutture per arrivarci. Ma Stefano Pelloni, capogruppo dei PD al 300, contrattacca. Ci vuole tutta la tutela del caso per le famiglie dei cittadini che si trovano ad abitare a ridosso di quell'aeroporto. Lo sviluppo non deve essere fatto a tutti i costi, soprattutto sulla pelle di chi in quei quartieri ci abita. Siamo al tempo perché dal punto di vista climatico quello dell'Immacolata sarà un weekend tipicamente invernale, ma le temute gelate arriveranno soltanto la prossima settimana. Sentiamo come ogni venerdì il generale Giancarlo Iannicelli. L'anticiclone delle Azzorre rilascia la propria azione, si estende marginalmente sulle nostre zone, non è intenso, però ci protegge dal grosso dei sistemi perturbati che si mantengono lontani anche se cercano di infiltrarsi, ma gli effetti sono quasi nulli. Quindi avremo un fine settimana all'insegna del tempo discreto, certo un fine settimana invernale, quindi inizialmente nelle prime ore sia sabato che domenica un cielo coperto in gran parte da foschie, da qualche banco di nebbia, ma poi nel corso della giornata potremo avere dei rasserenamenti. Un tipo di tempo che andrà avanti per quasi tutta la prossima settimana, anche se a metà settimana potremo avere delle gelate, quindi le minime andranno sotto zero. Le temperature minime 2-3 gradi positivi, in pianura ripeto, massime 7-8 gradi. Con l'inaugurazione oggi pomeriggio della Loggia Incantata sono ufficialmente partite le manifestazioni del Natale trevigiano, con un allestimento tra arte e design ed un omaggio ai boschi del Bellunese devastati l'anno scorso dalla tempesta Vaia. La Loggia dei Cavalieri è tornata a splendere con una suggestiva scenografia intitolata La rinascita del bosco. Show di magia per l'evento inaugurale con il cameo della squadra della De Longhi Treviso Basket e poi
musica, spettacoli teatrali fanno parte del ricco cartellone di eventi che si succederanno alla loggia fino al 31 di dicembre, che quest'anno saranno per la gran parte dedicati alla riflessione sull'importanza della biodiversità e della tutela dell'ambiente. Ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco. Ed eccoci nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Abbiamo una notizia, un'ultima ora di sport, perché la nuotatrice montebellunese Margherita Panziera ha vinto la medaglia d'oro nei 200 dorso ai campionati europei di nuoto in vasca corta in corso a Glasgow. L'atleta veneta ha chiuso con il tempo di 2 minuti, un primo e 45 secondi, precedendo la ucraina Davina Zevina. Complimenti quindi a questa nostra campionessa. Ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Ho preso da alcuni sindaci del Comelico la venuta notifica del decreto del ministro Franceschini che impone il vincolo dell'area alpina compresa tra il Comelico e la Val d'Ansiei. Si tratta di un mero elenco di prescrizioni e limitazioni stilato senza la benché minima conoscenza delle peculiarità del territorio montano, contro il quale ricorreremo in ogni sede opportuna. Con queste parole il presidente della regione Zaia annuncia l'opposizione del Veneto ad un decreto di vincoli assai poco ragionati, emesso tra l'altro respingendo con una certa arroganza l'appello, continua Zaia, da me formalizzato al ministro per ridiscutere e approfondire l'intera questione. Rincara la dose l'assessore Bottaccin: questo governo ha deciso di uccidere definitivamente la montagna, ha detto. Ammodernamento e messa in sicurezza della viabilità del Bellunese in vista dei mondiali di sci di Cortina nel 2021. Oggi il punto sui lavori con il presidente dell'ANAS. Da Cortina a Belluno proseguono le attività di adeguamento e messa in sicurezza previste nel piano straordinario della viabilità per la Perla delle Dolomiti in vista dei mondiali di sci del 2021, opere propedeutiche alle Olimpiadi del 2026. Claudio Andrea Gemme, presidente di ANAS e commissario di governo per l'attuazione del piano, ha incontrato i sindaci del territorio per fare il punto sull'avanzamento dei lavori. In particolare, dei 37 interventi sulla statale 51 d'Alemagna, 16 sono stati ultimati, 14 sono in corso, 4 di prossimo avvio e 3 con progetto esecutivo in corso di approvazione. Da rilevare che tutte queste opere saranno supportate da un alto livello tecnologico, quindi ciò che stiamo facendo in realtà è rendere queste strade più sicure, con una manutenzione più attenta, con investimenti veramente importanti, perché l'investimento complessivo si tratta di 270 milioni di euro in quest'area. Circa la tempistica, il presidente di ANAS rassicura sull'ultimazione dei lavori per i mondiali del 2021. Ci sono alcune varianti che dicevo prima ancora, ad esempio Longarone è una, ma alcune di Cortina, che sono in fase di approvazione, che è uno dei grandi temi che noi stiamo sollevando col Ministero dell'Ambiente, perché è evidente che i vincoli di tipo ambientale e non tecnologico sono importanti, ma sono altrettanto pesanti sui tempi. Però noi riteniamo su queste opere di arrivare in tempo per i mondiali di sci. Finirà davanti al giudice l'esito della gara per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale. Sindaci infuriati. E questa improvvisa accelerazione sicuramente ci ha lasciato anche molto perplessi. Faremo anche noi di tutto per cercare di portare in fondo questa questione a tutela ovviamente del patrimonio di tutti i bellunesi. Finirà davanti al giudice l'esito della gara per la gestione del servizio di distribuzione del gas, un anno di lavoro e di richieste che la stazione appaltante, che per legge il Comune di Belluno, ha disatteso e di cui ora viene chiamata a rendere conto. Già perché la decisione di aprire le buste prima di eseguire le verifiche richieste si è tradotta, calcolatrice alla mano, in un danno per la collettività stimato in 15 milioni di euro. È chiaro che questo ci induce a tutta una serie di riflessioni
di cui non possiamo non prendere atto, poi ognuno si prende le sue responsabilità. Il sindaco di Belluno, che dell'Assemblea dei Sindaci di Atem è presidente, dice: la politica dà indirizzi politici, la gestione è affidata per legge alla parte gestionale del comune. Ma per qualche suo collega Massaro avrebbe potuto esercitare in maniera più efficace il suo ruolo politico, e questa considerazione la dice lunga sul livello di tensione che da giovedì attraversa in lungo e in largo la provincia, anche perché la gara è stata vinta da Italgas, società che già serve Feltre e che il comune ha portato davanti al TAR. Sarebbe probabilmente opportuno attendere l'aggiudicazione definitiva, prima dell'aggiudicazione definitiva che ci sia il giudizio del TAR, perché quello a questo punto potrebbe essere dirimente e di estrema rilevanza per tutti. Sono in ballo milioni di euro e evidentemente anche le conseguenti responsabilità di danno erariale che sarebbero evidentemente in capo ai sindaci piuttosto che non ai tecnici che hanno condotto la procedura di gara. Gravissimo incidente questa mattina alla Fedon nella zona industriale di Paludi di Pieve dal Pago. Roberto Fedon, 53 anni, dirigente della nota azienda di astucci per occhiali e pelletteria, è precipitato nella tromba dell'ascensore in disuso, un volo di circa 3 metri che gli ha causato un politrauma e fratture costali multiple. A soccorrere il 53enne è stato il SUEM ed in azienda per ricostruire la dinamica dell'incidente sono arrivati i carabinieri e il personale dello Spisal. Roberto Fedon è ricoverato all'ospedale di Belluno con una prognosi di 30 giorni. Stupore e ammirazione all'apparizione della luna dell'artista inglese Jerome, da ieri sera sospesa sopra la fontana di Piazza Martiri a Belluno per illuminare il Natale delle Dolomiti. Vediamo. La luna di Jerome illumina il Natale delle Dolomiti e nel capoluogo da ieri sera i giardini di Piazza dei Martiri sono diventati meta di cittadini e turisti ammirati di fronte a tanta bellezza. Veramente suggestivo, bellissimo. Stavo proprio commentando adesso che Belluno ha dato un altro sapore a questo Natale. Bellissima. Boh, sembra tanto reale. Sì, vederla anche dall'altro lato, dietro gli alberi. Fatta molto bene. L'installazione, nota in tutto il mondo, è la riproduzione fedele in scala del pianeta che più di tutti ha ispirato poesia e musica. Risplenderà sino a domenica sera sulla fontana presidiata dalle grandi sculture realizzate dall'artista bellunese Mauro Lanco. Un colpo d'occhio davvero notevole per un Natale che certamente passerà alla storia come uno fra i più belli di sempre. Il Teatro della Sena di Feltre verso il riconquistato pieno splendore, inaugurato il sipario restaurato di Tranquillo Orsi, un unicum a livello internazionale. Sipario sul sipario, sul palco del Teatro della Sena di Feltre appare come d'incanto il capolavoro di Tranquillo Orsi, unico esemplare di mastro del decoratore della Fenice di Venezia. Una magia che fa rivivere uno dei luoghi simbolo dei teatri storici europei. Il sipario che inauguriamo oggi è il pezzo più pregiato dei materiali storici del Teatro della Sena, l'effetto scenico insomma è evidente, diciamo che è un inizio di un percorso. Una grande tela circa 9 metri per 7 di altezza, dipinta a tempera, che raffigura il giudizio di Remida e che ha un eccezionale valore storico. Il grande sipario di Tranquillo Orsi risale al 1843 e rappresenta il punto finale di una vasta operazione dell'inizio dell'Ottocento che trasformò il teatro di Feltre nella piccola Fenice. Un'opera che dialoga con la decorazione del teatro. È un po' la particolarità di questo teatro di Feltre, il fatto di aver conservato il lavoro dello scenografo Tranquillo Orsi in tutti i particolari del teatro, quindi la decorazione dei palchetti, la volta e il sipario. Un impegno complessivo di recupero dello straordinario patrimonio culturale, storico e architettonico della città di Feltre, in cui si colloca il Teatro della Sena, sua punta di diamante. Tra poco torna a 20:10, ospiti in studio Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico, e Riccardo Barbisan, consigliere regionale della Lega. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, buon proseguimento di serata con Antenna 3. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al Meteo. Weekend dell'Immacolata con il tempo che si mantiene stabile sul nostro territorio. Vediamo dunque il dettaglio di sabato 7 dicembre.
Sul Veneto cielo a tratti parzialmente nuvoloso con spazi di sereno più ampi sulle Dolomiti e anche altrove da metà giornata. Sarà probabile però la presenza di nubi basse e anche di qualche nebbia durante le ore più fredde sulle zone pianeggianti ed occasionalmente anche nelle valli prealpine. Temperature minime tra -3 e 4 gradi, massime comprese invece tra 6 e 9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo tanto sole ovunque, salvo per innocui addensamenti sulle aree costiere. Temperature minime tra 1 e 7 gradi, massime oscillanti invece tra i 10 e gli 11 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, sarà infatti anche qui ampiamente soleggiato ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sotto zero o massime sugli 8-9 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.